Oggi pomeriggi musicali del Liceo Empedocle qui al Circolo Empedocleo. Sì, rinnoviamo l'appuntamento con il Circolo Culturale Empedocleo, sono già diversi anni che abbiamo in atto questa collaborazione perché i nostri studenti si esibiscono grazie ai loro maestri, alle performance che i loro maestri e professori preparano proprio per allietare un po' questi pomeriggi che abbiamo proprio amichevolmente chiamato i pomeriggi musicali. Quest'anno tra l'altro l'appuntamento si raddoppia perché si esibiranno anche i docenti, quindi si rafforza il connubio tra il liceo classico e musicale Empedocle e il Circolo Culturale Empedocleo, che è un'istituzione pulsante nel cuore della città e che da sempre si distingue proprio per la diffusione di eventi di grande rilievo culturale. È bello anche che il liceo esca dalle proprie aule scolastiche, aule che di solito sono deputate appunto alla conoscenza, alla formazione, al sapere, per cimentarsi in altre aule nella stessa medesima diffusione di conoscenza, di sapere, chiaramente in altre forme. Cosa ci faranno sentire, ragazzi? I ragazzi faranno un repertorio molto variegato perché si esibiranno in diverse formazioni da camera, quindi dietro di me intanto vedete già schierati gli studenti del laboratorio flauto traverso e quindi poi dopo di loro si esibiranno altri. Chiaramente non posso svelare il programma, ma è un'occasione irripetibile per ascoltare della musica ad un livello quasi da professionisti. Ripetiamo, sono studenti, ma si esibiscono quasi come se fossero dei veri professionisti. Sono sicuramente un'eccellenza nel territorio. Ci saranno altri appuntamenti. Sì, gli appuntamenti sono tutti calendarizzati, già siamo a metà del percorso perché da ottobre che poniamo in essere queste iniziative con cadenza mensile, preferibilmente di giovedì, però diciamo che è bene che anche nei social, attraverso le televisioni, vengano divulgati questi appuntamenti, chiunque può prenderne visione. Anche voi docenti vi esibite? Sì, quest'anno abbiamo introdotto questa novità in questa terza edizione dei concerti al Circolo Empedocleo. Questa sera si esibiranno gli alunni, le settimane scorse e nei prossimi appuntamenti si esibiranno anche i docenti. Abbiamo sperimentato questa formula che ha riscosso un bel Quindi successo. c'è tanto entusiasmo, vedo i ragazzi carichi. Questo per i ragazzi è un appuntamento sicuramente molto importante perché iniziano ad affrontare un pubblico, iniziano ad esibirsi e questo fa sì che loro crescano molto sotto questo punto di vista emozionale e nell'affrontare ovviamente la preparazione di un concerto e il pubblico stesso.